Le imprese giovanili sono calate drasticamente in Veneto negli ultimi 10 anni. La pandemia prima, la guerra in Ucraina poi e in ultimo la grave crisi energetica hanno colpito duramente il tessuto sociale e produttivo del nord-est. E tra il 2012 e il 2021 le aziende a direzione giovanile sono calate di più di un quinto, il 22,3% in meno, e le imprese under 35 nelle sole province di Padova e Treviso sono diminuite di 3.202 unità. Il piccolo spiraglio di speranza è rappresentato dalla leggera inversione di tendenza registrata nel 2021, con un timido 3% di crescita dal quale oggi bisogna ripartire. È da queste basi che l'Assemblea dei Giovani di Assindustria Veneto Centro ha voluto dare il nome Evolvere alla riunione generale dei suoi associati tenutasi a fine settembre nella splendida Villa Foscarini Rossi di Stra, in provincia di Venezia. Evolvere vuol dire guardare al futuro, ma guardare al futuro per forza significa avere un presente che sopravvive e un presente che cerca di portare il cambiamento. La situazione oggi è veramente molto difficile, oserei dire drammatica, ed è forte la sensazione nelle aziende di essere seguiti, appoggiati, perché è inutile pensare a un futuro se non salviamo il presente. I giovani imprenditori di Assindustria non vogliono solo essere ascoltati, ma essere protagonisti del loro futuro. È per questo che hanno deciso di scrivere un manifesto con alcuni punti dettagliati che sono stati consegnati direttamente al Presidente della Regione del Veneto e quindi al Governo. Si intitola Next Generation Future ed è un documento di analisi e proposte concrete dei giovani industriali sviluppato insieme a Deloitte Private per lo sviluppo strategico dell'ecosistema socio-economico del Veneto. È una tesi ricca di spunti, di riflessioni, ci sono anche delle proposte, qualcuna un po' più provocatoria, ma non per sfidare, ma proprio per porre l'attenzione su delle tematiche che sono fondamentali per poi andare avanti in quello che è il percorso e il DNA di questo territorio, un territorio imprenditoriale. Partiamo da instabilità e incertezze, questo però non ci ferma, noi veramente crediamo di poter creare valore, lo stiamo facendo con i prodotti che creiamo in questa terra, con i servizi tecnologici che offriamo, non solo qui ma nel mondo. Le soluzioni sono quelle di un provvedimento nazionale e spero che sia il primo provvedimento che il nuovo governo adotterà, considerato che mediamente, lo dice l'Istat, una famiglia avrà maggiori spese per oltre 2.500 euro all'anno. Dall'altro c'è il tema che il ricorso all'eventuale cassa integrazione sarebbe un disastro, visto considerato che andremo a erogare minor stipendio con la cassa integrazione ai lavoratori in un contesto nel quale, dato di oggi, c'è un'inflazione del 9% a livello nazionale.